cari amici, è di questi giorni la grande polemica. Eh sì, perché giustamente il Presidente del Consiglio ha detto non cedo a ricatti. Certo, fa bene, cedere a ricatti è contro la democrazia. Bisogna vedere chi ricatta chi. Nella foto che vedete alle mie spalle c'è un servizio d'ordine di poliziotti nei confronti di manifestanti. Provate, come dico spesso, a mettere le lenti del cinismo. Provate a pensare se i manifestanti sono quelli col casco e quelli di là sono la solita gente italiana, i soliti passanti che vedono una manifestazione. Sì, perché è vietato per le forze di polizia scioperare. Non è vietato per i magistrati, ovviamente. No, per i magistrati non è vietato. I magistrati che dirigono le forze di polizia possono scioperare. Se però sciopera il poliziotto, il carabiniere, quando ha finito lo sciopero, lo stesso magistrato che incidentalmente stava scioperando, quando torna al suo tavolo lo incrimina perché ha scioperato, perché lui non ha questo diritto. Il magistrato sì, il medico sì, il camionista sì, il bancario sì, tutti ce l'hanno il diritto di sciopero, le forze di polizia no, e sono ricattate per legge. Cioè, quando il ricatto assume la forza di legge, a questo punto non c'è più, e secondo me non c'è più da un pezzo, uno Stato serio, ma c'è uno Stato, come dire, un po' mafioso, un po' malandato, insomma c'è uno Stato che fa dei ricatti lui. E poi ovviamente, come tutti quelli che fanno i ricatti, e ne sappiamo qualche cosa, tentano di passare dall'altra parte. Chi? Io? Figurarsi, mai fatto un ricatto. Ecco come stanno le cose, ecco perché sono derubati dal governo, le forze di polizia, e infettati dai profughi. Ecco perché anche a livello locale, caro Renzi, adesso anche noi poliziotti diciamo basta. Ecco perché prima del carabiniere a quel povero ragazzo a Napoli l'ha ammazzato Napoli stessa, perché non c'è possibilità di avere ciò che serve per fare il nostro mestiere tranquillamente, serenamente. Questo è il grande guaio e non c'è un ricatto da parte delle forze di polizia, no, è esattamente il contrario, fino, come ho già detto, a un caso Moro, fino a quando la sicurezza colpisce qualcuno della casta. Allora sì, allora bisogna di corsa 100.000 poliziotti, 200.000 e così via. Possiamo andare avanti con questa demenziale mentalità ad essere governati?